le indagini sulla scomparsa dei due ex fidanzati. Filippo Turetta indagato per tentato omicidio. Giulia aggredita e caricata in auto. La scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dello stabilimento Dior di Fossò. Si è conclusa nel pomeriggio la perquisizione dei carabinieri a casa di Filippo Turetta. Al giovane è stato assegnato un avvocato d'ufficio che oggi era presente insieme ai genitori. La macchina delle ricerche è in corso in tutto il nord-est, da Macerata sul Piave alle Dolomiti. Elicotteri hanno sorvolato per tutto il giorno diverse aree sul lago Barcis, ricerche con i subacquei. L'angoscia del Veneto per Giulia e Filippo, la cronaca, gli approfondimenti. Stasera su Antenna 3 lo speciale con i giornalisti del gruppo Media Nord-Est che stanno seguendo la vicenda. Appuntamento subito dopo il TG di Treviso. In 500 dalla Marca a Padova per la manifestazione regionale promossa da CGIL e UIL, alla quale hanno aderito i lavoratori del pubblico impiego, dei trasporti, della scuola e sanità. Una veglia di preghiera per ricordare Anila, morta a 26 anni schiacciata da un macchinario a Pieve di Soligo. Intanto continuano le indagini per accertare le responsabilità dell'ennesima morte sul lavoro nella Marca. Vaccinazioni, oltre 70.000 nella Marca hanno già fatto l'antinfluenzale, appena 5.000 l'anti-Covid. L'appello dell'ULSS 2, non aspettate il picco. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli, lo avete sentito, solta nelle indagini sulla scomparsa di Giulia e Filippo. Il 22enne di Torreglia è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio, l'aggressione ripresa dalle telecamere. La Procura di Venezia ha indagato Filippo Turetta per tentato omicidio. È stato comunicato attraverso una nota diffusa in mattinata. Per non lasciare inesplorato alcuno spunto investigativo, si legge, sono state disposte anche alcune perquisizioni. Si poteva ipotizzare anche l'iscrizione a notizia di reato di un'ipotesi delittuosa. Sulla scelta dell'ipotesi evidentemente ci lascia ancora delle speranze di poter avere una buona notizia, e quindi voglio ancora sperare. Ringraziamo perché anche evidentemente l'attività di indagine sta portando anche a dei risultati, che è una cosa di cui la famiglia ha anche bisogno, come dicevo ieri. Fondamentali, come è stato ribadito più volte in questi giorni, le immagini riprese lungo la quinta strada nella zona industriale di Fossò dal sistema di videosorveglianza dello stabilimento di Dior. Si vede Filippo che aggredisce Giulia sabato sera, c'è una colluttazione. La colpisce a calci, mentre lei è a terra e grida "mi fai male", chiedendo aiuto. Poi lei tenta di fuggire, ma Filippo la insegue con l'auto e quando la raggiunge la colpisce alle spalle, spingendola, facendola cadere a terra e provocando le ferite profonde, tanto da farla sanguinare abbondantemente. Perde conoscenza. A quel punto Filippo la carica in auto e si allontana. Da quel momento non c'è più traccia dei cellulari e l'auto verrà ripresa dopo poco più di un'ora a Zero Branco, dove sembra fermarsi alcune ore. L'iscrizione nel registro degli indagati del 22enne anche a sua garanzia, si legge nella nota della Procura, per permettere di eseguire accertamenti irripetibili proprio sul sangue trovato a Fossò, i capelli e lo scotch repertati nella zona lunedì mattina. Il procuratore Cherchi esclude invece che il brandello di abito raccolto a Santa Maria di Sala sia legato alla scomparsa dei ragazzi. Gli elementi, ha dichiarato, dicono che c'è stata un'aggressione e una scomparsa, ma la nostra speranza è che la ragazza sia ancora viva. La stessa speranza che ha la famiglia Cecchettin. È un'attesa molto snervante, e anche perché chiediamo che ci siano dei risultati a breve, ma su questo, ripeto, non voglio andare oltre, perché abbiamo visto un dispiegamento di forze quasi senza precedenti, quindi ne prendiamo atto, come ho detto lo apprezziamo, ma certo la preoccupazione è sempre maggiore evidentemente, perché ad oggi non sappiamo nulla di certo, nulla di dove possa essere Giulia e nulla della genesi di questa storia. Ecco. Ancora nessun esito invece sulle analisi delle chiazze di sangue ritrovate a Fossò, e per cui sarà affidato la prossima settimana l'incarico al medico legale, cui potranno partecipare anche i legali di Filippo Turetta con i propri consulenti tecnici e quelli di Giulia Cecchettin.
Dopo Zero Branco, le ricerche di Giulia e Filippo si sono spostate a Maserada, attenzionati il Piave, ma altre zone impervie vicino al fiume. Vigili del fuoco, carabinieri e polizia hanno passato a settaggio diverse aree. Questa mattina la centrale operativa con i vigili del fuoco, carabinieri e polizia si è spostata dietro al comune di Maserada e da qui sono scattate le ricerche di Filippo e Giulia. L'auto del 22enne è passata in questo comune domenica sera. Nulla viene tralasciato, si continua a seguire il percorso del giovane chilometro per chilometro. In questa cartina le zone battute palmo a palmo. Per tutta la giornata operatori a piedi, a bordo di mezzi, hanno setacciato anche le aree più impervie. 23 persone divise in squadre, fra le quali una fluviale con i gommoni e unità cinofile. Stiamo battendo la zona che vede l'attraversamento della vettura nel comune di Maserada per poi spostarsi verso Cimadolmo. Abbiamo l'ausilio dei TAS, che è praticamente un'unità che ci permette di mappare e di verificare se ci sono tracce del passaggio dell'autovettura. Il Piave è il fiume attenzionato. Qui la mattina si sono concentrate maggiormente le ricerche. Questa è la strada percorsa da Filippo. Noi stiamo in pratica registrando attraverso le squadre che stanno facendo queste verifiche a terra su un dispositivo GPS per poi metterlo in cartografia per rendere ufficiale il passaggio e determinare se può esserci qualche elemento utile per il trovamento di qualcosa che può essere utile ai fini della ricerca. In quest'area verde gli agenti di polizia a piedi hanno perlustrato l'intera zona, passando più volte alla ricerca anche di un solo piccolo indizio. Il fiato sospeso di tutti gli operatori che senza tregua hanno perlustrato, controllato, sperando di poter dare un aiuto valido a far trovare i due ragazzi. I giorni passano e l'angoscia sale. Con il calare della luce si sono fermate le ricerche. Le zone che sono maggiormente controllate vanno però oltre i confini della provincia di Treviso. Nonostante il video, la famiglia di Giulia non perde le speranze e dall'associazione Penelope arriva un nuovo appello a chi può aver visto qualcosa oltre all'unico testimone finora nel parcheggio poco distante casa. Sappiamo insomma di queste macchie che potrebbero essere da gocciolamento e poi questa gora, questa pozza di sangue un po' più estesa che insomma purtroppo fa molto pensare, ecco, quindi però ecco il video è diciamo la prova del 9 più importante, ecco, quindi a quel punto il match col sangue è presto fatto, ecco. Però aspettiamo ormai diciamo gli esiti senza appunto come dire, divulgare notizie che potrebbero rivelarsi infondate. Alla luce del video che riprende l'aggressione a mani nude di Filippo a Giulia, il criminologo dell'associazizione Penelope che segue la famiglia Cecchettin non perde le speranze. Noi cerchiamo Giulia, ovviamente speriamo che sia viva per riportarla di nuovo qui a casa, quindi non escludiamo nulla di sicuro. Ci sarebbe stata questa aggressione che insomma non fa sperare bene, quindi è possibile insomma che la cosa possa essersi aggravata nel corso delle ore, però non abbiamo nessuna certezza riguardo proprio a quello che potrebbe essere lo stato di salute oggi di Giulia. Giulia è ferita, ma potrebbe essersi ripresa e in ostaggio di Filippo che sembra spostarsi di notte quando è buio e rimanere fermo di giorno. Non abbiamo nessuna informazione riguardo a questo movimento, certo è però che una macchina non scompare nel nulla, ecco, quindi la macchina deve essere anche trovata, cercata perché insomma non può evaporare. Più passano i giorni, più sembra un percorso premeditato, non ci sono pagamenti elettronici né prelevamenti. Se la destinazione fosse realmente l'Austria, per Filippo non era una strada sconosciuta. Con Giulia erano stati a un concerto proprio in quelle zone. Avevano acquistato i biglietti da fidanzati, poi si erano lasciati e al concerto erano andati separatamente. Lui in auto, lei in treno. Altro elemento che farebbe pensare a un percorso conosciuto. E mentre le ricerche continuano,
assicurano arriva un nuovo appello diverso dai precedenti. Al vicinato del parcheggio in cui si sia verificato questo episodio di questa prima deposizione di questo soggetto, qualunque altra persona, noi siamo sicuri che anche altre persone abbiano avuto modo di sentire, ascoltare o vedere quello che ha visto anche questa persona e sentito anche quest'altra persona. Dateci un riscontro, magari anche in modo del tutto anonimo, inviando una lettera, inviando un'email, insomma come ritenete più opportuno, perché un'ulteriore conferma di quanto accaduto per noi può essere importante. Si sono concluse nel pomeriggio le perquisizioni dei carabinieri a casa di Filippo Turetta. Il giovane, che è indagato per tentato omicidio, è stato assegnato un avvocato d'ufficio che oggi era presente alla perquisizione assieme ai genitori. Non posso darvi informazioni su quello che è stato fatto perché è tutto coperto dal segreto istruttorio. Certo è che questa ipotesi che è emersa anche dalla stampa, quindi avete anche voi avuto notizia, è più un mezzo probabilmente per poter fare un certo tipo di indagini più approfondite, più che non degli elementi al momento concreti sulla sussistenza di questa ipotesi. I carabinieri sono rimasti per ore dentro la casa della famiglia di Filippo Turetta, hanno sequestrato del materiale informatico oltre al PC del giovane che già nei giorni scorsi era stato consegnato dai genitori del giovane scomparso nel nulla sabato sera. A Filippo, indagato per tentato omicidio dalla Procura di Venezia, è stato affidato un avvocato d'ufficio. La famiglia Turetta è sconvolta. Certo che la famiglia è molto scossa, molto colpita da questa notizia, molto scossa dall'assenza appunto del figlio però da quello che io ho potuto parlare con la famiglia è emerso un ragazzo che anche nel corso della sua storia come ragazzo è sempre stato un ragazzo modello, un ragazzo che frequentava l'università, non ha mai avuto screzi con nessuno, è sempre stata una persona buona di carattere, un ragazzo d'oro, quindi è veramente incredibile quello che sta succedendo e quello che è avvenuto e che sta avvenendo. Non sanno nulla e soprattutto non sanno come spiegarsi l'aggressione a Giulia da parte di Filippo, immortalata in un video delle telecamere di sorveglianza dello stabilimento Dior nella zona industriale di Fossò. Io ho parlato con la mamma in quel momento ed era molto anche lei incredula e sì, non mi ha detto nulla di particolare se non a prendere la notizia. Ecco. Per la mamma, il papà e il fratello di Filippo cresce l'angoscia e la preoccupazione. Attraverso l'avvocato rivolgono un nuovo appello. Se il ragazzo ci sente, se i ragazzi ci sentono e vogliono telefonare anche a me, se magari non riescono a contattare i genitori, magari per maggiore facilità oppure se si sente meno imbarazzato, insomma io sono a disposizione. Certo la richiesta è quella che si avvicinino, che diano dei segnali e che si facciano trovare di tornare perché tutti li stanno aspettando a braccia aperte. Dal lago di Barcis all'Alta Val Pusteria, passando per la vallata bellunese fra Longarone e la Val di Zoldo e la Val Fiscalina verso le tre cime di Lavaredo. È in questa vasta area che nelle ultime ore si sono concentrate le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta e della grande Fiat Punto di colore nero, la cui targa è stata immortalata da almeno 3 targa system a Piancavallo, in provincia di Pordenone, alle 3 di domenica notte, al Palafavera in Zoldo, alle 7.37 a Ospitale di Cortina, alle 9.07 poi a San Candido in Pusteria alle 9.30. Questa mattina le squadre speleo e alpino fluviali dei Vigili del Fuoco con i sommozzatori hanno scandagliato le acque del lago di Barcis, luogo dove la Punto è obbligatoriamente transitata prima di scendere verso le valli del Celline e del Vaionte e dove si presume possa essersi fermata per una sosta di qualche ora, confrontando i tempi di percorrenza stimati dalle mappe all'incirca 1 ora e 3/4 con quelli appurati dai lettori targa effettivi di oltre 4 ore e mezza. Ma pure questa attività fino ad ora non ha dato alcuna risposta, così come nessun riscontro avrebbe dato il sorvolo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco lungo l'asta del Piave dalla zona industriale di Longarone fino a Maserata in provincia di Treviso. E questa sera, subito dopo il TG di Treviso, edizione straordinaria del nostro telegiornale per fare il punto sul caso di Giulia e Filippo con i giornalisti del gruppo Media Nord-Est, gli aggiornamenti dell'ultima ora e gli approfondimenti. Vi aspettiamo dunque subito dopo il telegiornale di Treviso.
In migliaia da tutta la regione a Padova per la manifestazione promossa da CGIL e UIL, alla quale hanno aderito le sigle sindacali dei lavoratori del pubblico impiego, dei trasporti, della scuola e sanità, contenuti disagi sui trasporti a Treviso. Ci sono numerosi ritardi degli autisti, quindi non so come arrivare a casa. Motori spenti alle 10:30 in stazione a Treviso. Ragazzi usciti prima da scuola a causa della mancanza di professori che hanno aderito allo sciopero e che si sono trovati senza possibilità di andare a casa. Disagi per lo più limitati alle ore centrali della giornata. Per non sbagliare c'è chi ha scelto di evitare i mezzi pubblici. Sono venuta a piedi stamattina, adesso sto aspettando pullman per andare a casa. Spera che arrivi? Spero di sì. Se non faccio ancora una camminata a piedi. Disagi limitati dunque a Treviso. Solo il 15% dei conducenti ha aderito allo sciopero, fa sapere il presidente MOM Giacomo Colladon. In migliaia da tutta la regione invece a Padova per la manifestazione promossa da CGIL e UIL. In più di 500 dalla Marca in piazza contro la legge finanziaria del governo. È alta l'adesione all'interno del nostro territorio con punte anche dell'80%, soprattutto negli enti locali. Chiediamo a questo governo di fare marcia indietro rispetto alle pensioni e di aprire i tavoli, ma quelli veri, per il rinnovo del contratto di tutta la pubblica amministrazione. Noi siamo con i lavoratori delle poste, un'azienda sanissima che sta molto bene, che però applica un sacco di precarietà e rischia anche lo spezzatino, cioè la privatizzazione. Noi siamo contrari, oltre al fatto che nelle buste paga dei lavoratori non è vero che arriveranno i 100 euro in più di cui parla la Meloni, e sulla riforma Fornero si fanno dei passi indietro. Oggi primo degli scioperi, il 24 novembre in Piazza Università a Treviso a sostegno dei lavoratori dei settori del privato. Una finanziaria che non risponde a quanto noi vorremmo e a quanto abbiamo chiesto con le nostre piattaforme. Invitiamo tutti i cittadini, tutti i lavoratori a unirsi e a supportare lo sciopero generale del 24 in piazza a Treviso. Per il funerale di Anila, la giovane è morta in un tragico infortunio sul lavoro a Pieve di Soligo. Non è ancora stata decisa una data. Nel frattempo i familiari, chiusi nel dolore, stanno cercando di preparare una veglia di preghiera quando avranno il nulla osta per la sepoltura. Non è ancora stata stabilita la data del funerale di Anila Grisciai, la 26enne dipendente dell'azienda alimentare Boccona di Pieve di Soligo, rimasta con la testa incastrata in una macchina robotizzata dedicata all'imballaggio dei prodotti surgelati. Agli atti per ora risulta essere indagato solo il collega che ha azionato il macchinario. Al vaglio degli inquirenti anche altre posizioni a partire dai titolari dell'azienda. Il parroco Don Maurizio Dassè ha portato conforto ai familiari della giovane, oltre ai genitori, la sorella Alma e il fratello Aurelio. Nell'abitazione della giovane l'andirivieni di parenti e amici è continuo. Desiderio della famiglia, appena si saprà la data del funerale, organizzare una veglia di preghiera accanto ad Anila. Nel frattempo a Miane i familiari si stanno organizzando per i giorni del lutto e dell'addio. I parenti arrivano alla spicciolata dalla Marca, dal Friuli, dalla Lombardia. Si fanno forza, abbracciano la mamma, il papà e i fratelli ancora sconvolti. La famiglia si è chiusa in un disperato silenzio. La sicurezza in cantina, principali rischi e misure di prevenzione. Se ne è parlato ad un convegno organizzato da Conf Agricoltura, Camera di Commercio di Treviso e Belluno e INAIL a Susegana. Sono purtroppo diversi gli incidenti che negli ultimi tempi sono accaduti nelle cantine vinicole presenti nel nostro territorio, incidenti talvolta gravi con lavoratori che hanno perso la vita mentre operavano all'interno di serbatoi, vasche e cisterne, disgrazie che spesso accadono quando il rischio è stato sottovalutato. Incidente mortale che non coinvolge esclusivamente il lavoratore, ma spesso coinvolge anche quelli che sono i soccorritori, che spesso sono, molto spesso, prima ancora che arrivino i vigili del fuoco, arrivano i colleghi che cercano in qualche modo, di salvare l'operatore. È questo lo scenario raccontato agli addetti ai lavori durante l'evento La sicurezza in cantina, organizzato da Confagricoltura Treviso con il contributo della Camera di Commercio di Treviso Belluno presso la cantina Borgoluce. L'attenzione è molto alta anche in quest'ultimo periodo, anche alla luce di recenti eventi che sono succeduti con esito mortale. Basta ricordare quello che è avvenuto a San Polo di Piave qualche tempo fa, che ha determinato la morte di un enologo.
Gli infortuni non mortali in agricoltura sono in calo in Veneto del 7,9% sul 2021. La Marca Trevigiana supera la media della Regione Veneto, confermandosi provincia attenta e coscienziosa, con una contrazione del 9,7% sull'anno precedente. Per dare dei numeri, abbiamo avuto nel 2022 circa 450 infortuni non mortali e purtroppo un infortunio mortale. A livello veneto sono attorno ai 2300, di cui purtroppo 14 mortali. Però questi dati rispetto a quelli che sono gli infortuni in agricoltura a livello nazionale sono molto sotto la media nazionale. Negli anni si sta cercando di trasmettere la giusta prevenzione, fondamentale per evitare altre sciagure sia nelle cantine vinicole che nell'intero comparto agricolo. Con uno spirito di creare una cultura della sicurezza e per informare e formare tutti gli operatori, sia datori di lavoro che lavoratori. Prima della pubblicità un aggiornamento sulla vicenda di Giulia e Filippo. C'è un mandato d'arresto europeo per Filippo Turetta, sparito da sabato sera. Oltre a lui non si trova, come sapete, l'ex fidanzata Giulia, che sicuramente Turetta ha aggredito a ripetizione, come dimostra un video che è stato acquisito dagli inquirenti. Il mandato d'arresto europeo è stato firmato dalla Procura di Venezia in base agli esiti delle ricerche. L'auto di Turetta è stata avvistata l'ultima volta domenica alle 9:07 in località Ospitale di Cortina in direzione Dobbiaco. Non è escluso quindi che l'ex fidanzato di Giulia possa aver raggiunto e superato il confine con l'Austria. Il MAE è quindi necessario per estendere le ricerche del ragazzo, che risulta ora indagato per tentato omicidio. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. A quasi un mese dall'inizio della campagna vaccinale per Covid ed influenza dall'ULSS 2, i primi numeri, oltre 70.000 vaccini anti-influenzali già somministrati, ancora poche invece le richieste per quelli anti-Covid. È molto importante vaccinarsi, sia per la vaccinazione anti-influenzale che per la vaccinazione contro il Covid, soprattutto prima che avvenga il picco epidemico che avverrà probabilmente tra fine dicembre e gennaio. È l'appello che arriva dall'ULSS 2 a poche settimane dall'inizio della campagna vaccinale in prevenzione del Covid e dell'influenza stagionale. Finora sono state eseguite nell'ULSS 2 più di 72.000 vaccinazioni contro l'influenza e più di 5.000 contro il Covid. Procedono spedite le vaccinazioni anti-influenzali, ancora a rilento invece quelle per il Covid, la cui adesione rimane per ora bassa. L'esortazione da parte dell'azienda sanitaria resta quella di agire in prevenzione della malattia grave. 101 attualmente ricoverati nella Marca positivi al virus, solo una ventina però i pazienti in ospedale con sintomatologia associata al Covid. C'è un'ampia disponibilità di accesso alla vaccinazione, perché sì, ci sono dei siti dove ci si può prenotare, ma comunque c'è anche un'accessibilità facilitata presso la medicina generale, presso le farmacie del territorio. Sono 76 su un totale di 259 le farmacie che hanno dato la disponibilità per eseguire le vaccinazioni. Altri i siti in cui si può avere accesso tramite prenotazione. L'accesso per le vaccinazioni è aperto presso i medici di medicina generale, presso i pediatri di libera scelta e presso il SISP, presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Comunque sui siti internet aziendali è possibile ricevere tutte le informazioni disponibili, così come è possibile, è stato messo a disposizione dalla Regione un numero verde regionale. Iniziata oggi anche a Treviso la raccolta di farmaci da banco e prodotti ad uso pediatrico per i bambini delle famiglie in povertà. All'iniziativa della Fondazione Francesca Rava partecipa anche il Banco Solidale di Mirella Tuzzato. In tutte le farmacie comunali e qualche privata partirà la raccolta di farmaci per i bambini con le associazioni combattentistiche del presidente Andretta, che ci darà il supporto per raccogliere questi farmaci all'interno di queste farmacie. Un piccolo gesto di solidarietà a favore dei bambini in povertà sanitaria. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia, anche l'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi collabora alla raccolta e poi alla distribuzione alle famiglie indigenti di farmaci da banco e prodotti ad uso pediatrico promossa dalla Fondazione Francesca Rava.
Tutti i farmaci da banco, naturalmente, non farmaci, almeno per quanto mi riguarda, perché appunto non avendo un medico al banco alimentare abbiamo bisogno di farmaci da banco veloci, omogenizzati, pannolini, tutte quelle cose che servono alle famiglie che non hanno purtroppo la possibilità di comprarle, perciò questo appello è proprio donate, perché ne abbiamo veramente bisogno. La raccolta nelle farmacie trevigiane aderenti all'iniziativa prosegue per tutta la settimana. Si va avanti fino a venerdì prossimo, però volevo aggiungere che sabato parte anche la colletta alimentare con gli alpini, con gli scout, perciò saranno una settimana veramente importantissima. La nuova sede del liceo Giorgione di Castelfranco è stata intitolata a Tina Anselmi. La cerimonia alla presenza delle sorelle, della nipote della prima ministra donna della Repubblica. Il nuovo plesso del liceo Giorgione di Castelfranco, intitolato a Tina Anselmi, è la prima struttura nella sua città natale che porta il nome della prima ministra donna della storia della Repubblica, firmataria della legge che istituì il Servizio Sanitario Nazionale. È un momento che chiude un cerchio anche rispetto a questo istituto, dove abbiamo consegnato come provincia le chiavi all'istituto Giorgione e al Nightingale un paio di settimane fa, e quindi un cerchio che si chiude positivamente. La decisione è stata presa all'unanimità dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto a conclusione di un percorso che ha ricordato Tina Anselmi non solo per il suo impegno politico ma anche in quello di educatrice. Abbiamo voluto invitare appunto la famiglia Anselmi per condividere con loro questo momento simbolico, anche per dare appunto alla scuola l'importanza che la scuola stessa ha, una scuola pubblica, una scuola libera appunto, così come lo era Tina Anselmi. E per le sorelle e la nipote presenti alla cerimonia, l'intitolazione del liceo è motivo di grande orgoglio. Anche perché lei per i giovani ha sempre dato tutto, fino all'ultimo momento delle sue facoltà, diciamo prima della sua grave malattia. Lei si è sempre occupata tanto dei giovani e si preoccupava che i giovani portassero avanti il suo pensiero, perché diceva non c'è futuro se appunto i giovani non sanno come è stata la storia e non ripetono gli stessi errori che sono stati fatti quando lei era ragazza. Intitolarle una scuola è il più bel modo per ricordarla, dice la nipote, che porta nel cuore l'insegnamento della zia Tina Anselmi. L'insegnamento di conoscere, di ragionare e di scegliere, e lo ricordavo anche oggi appunto un suo discorso in cui diceva, ricordando appunto il precetto fascista, credere, ubbidire, combattere. Mia zia diceva non dobbiamo credere, dobbiamo ragionare, non dobbiamo ubbidire, dobbiamo scegliere. Ecco, questi sono insegnamenti che hanno, diciamo, formato me e mi auguro che continuino a formare tanti altri giovani. Ed ora vediamo insieme le previsioni del tempo per il prossimo weekend con il generale Giancarlo Iannicelli. Permane un campo di alte pressioni che protegge soprattutto il nord Italia e tutte le nostre zone. Non è intenso, ma tiene lontano i sistemi perturbati ancora una volta. Come ben evidente dalla carta del tempo, vedete come l'alta pressione si spinge verso di noi, crea una cellula secondaria proprio sulle nostre zone, e questo è sufficiente per mantenere al di là delle Alpi i sistemi perturbati che pur ci sono. Quindi con questa situazione, presto detto, tempo stabile di tipo autunnale, nel senso che il terreno pure è ancora molto intriso d'acqua, quindi avremo delle formazioni di foschie dense, dei banchi di nebbia che nelle primissime ore del mattino copriranno il cielo. Questo per sabato e per domenica, poi il sole avrà la meglio. Questo tempo stabile autunnale durerà per tutta la prossima settimana, con un intervallo di martedì probabilmente, quando la coda di un sistema perturbato riuscirà a dare disturbo proprio sulle nostre zone, a provocare qualche precipitazione, ma di breve durata, è veramente poca cosa. Poi il tempo continuerà con la stabilità. I venti sono deboli, ma con qualche rinforzo anche di una certa intensità nelle prossime ore. Poi diventeranno deboli di direzione variabile. Le temperature, ecco, nonostante la stagione ormai l'autunno inoltrato, non andremo sotto zero, ci avvicineremo magari 2 gradi sopra lo zero come minime, e in pianura naturalmente, le massime intorno a 13-15 gradi. L'alta Adriatica è previsto molto mosso, prossime ore, ma poi il moto ondoso in attenuazione. È tutto. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia.
In primo piano sempre il caso di Filippo e di Giulia, come avete sentito ricerche soprattutto ora nel Bellunese, dal lago di Barcis all'Alta Val Pusteria, passando per la vallata bellunese fra Longarone e la Val di Zoldo e la Val Fiscalina verso le Tre Cime di Lavaredo. È in questa vasta area che nelle ultime ore si sono concentrate le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta e della grande Fiat Punto di colore nero, la cui targa è stata intercettata da almeno 3 rilevatori di Targa System. Un viaggio avvolto nel mistero che attraversa mezza regione, poi ancora più ad est il Friuli, nel Pordenonese, di nuovo il Veneto, dal Longaronese all'Alto Bellunese. 6 giorni di ricerche senza sosta di 2 giovani 22enni, Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, e di un'auto, una grande Punto nera, la cui targa è stata registrata da almeno 3 rilevatori. A Piancavallo di Aviano alle 3 di domenica notte, a Palafavera di Zoldo Alto alle 7:37, da lì presumibilmente attraversando la Val Fiorentina verso il Passo Giao, a Ospitale di Cortina, pochi chilometri prima del Passo Cimabanche alle 9:07. È in questa vasta area che nelle ultime ore si sono concentrate le ricerche che hanno mobilitato i soccorritori. Questa mattina le squadre speleo alpino fluviali dei Vigili del Fuoco con i sommozzatori hanno scandagliato le acque del lago di Barcis, luogo dove la Punto proveniente da Piancavallo è obbligatoriamente transitata prima di scendere verso le valli del Cellina e del Vajont e dove si presume possa essersi fermata per una sosta di qualche ora prima di raggiungere Palafavera in Zoldo. Confrontando i tempi di percorrenza stimati dalle mappe, all'incirca 1 ora e 3/4 di viaggio, con quelli appurati dai lettori targa effettivi di oltre 4 ore e mezza, ci sono quasi 3 ore di buco da investigare. Ma fino a ieri sera questa attività non ha restituito alcuna informazione utile. In contemporanea nel Bellunese la Prefettura ha attivato il piano di ricerca persone. Assa del Piave, siamo nella zona industriale di Longarone, è qui che questa mattina l'elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato con volo orizzontale tutto il letto del Piave per dirigersi verso la pianura. Poco distante da noi il posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco. Anche noi siamo attivi con il nostro ufficio di polizia locale, con la stazione dei Carabinieri di Longarone, per cercare di guardare le immagini, se possono trovare appunto il passaggio di questa macchina. Finora però nulla. Al momento non abbiamo nessun riscontro purtroppo, e quindi l'ultima rilevazione è quella tra sabato e domenica, e dopodiché almeno per quanto riguarda il nostro territorio niente. Ricerche estese in Val Pusteria da ieri nei comuni di Sesto, San Candido, dove la targa è stata letta domenica mattina alle 9:37, e Dobbiaco, oltre alla Val Fiscalina verso le Tre Cime di Lavaredo. Lì in passato Filippo Turetta aveva soggiornato nei pressi delle Tre Cime di Lavaredo e lì sono stati passati al setaccio strade forestali e sentieri che portano in quota. A Padova il corteo generale dello sciopero di oggi, e da Padova alcune riflessioni sulla situazione bellunese. Sciopero generale. In attesa dei dati sulla partecipazione che verranno elaborati nelle prossime ore, i sindacati bellunesi hanno espresso soddisfazione per la presenza di lavoratori della nostra provincia nel corteo di Padova. Un'occasione in più inoltre per tornare sui temi del partecipato corteo dello scorso 28 ottobre in centro a Belluno. In un momento in cui nel Paese il 63% dei lavoratori non riesce ad arrivare alla fine del mese, il peggior dato a livello europeo, in un momento in cui la povertà cresce, 5,6 milioni di poveri, il governo cosa fa? Continua a tagliare sui servizi pubblici, tagli alla sanità, in cui nonostante si denunci la carenza di medici non viene alzato il tetto di spesa e non vengono previste le assunzioni che dovrebbero essere fatte. La sanità pubblica non viene rifinanziata, mentre dal 2022 passiamo da 208 milioni di finanziamento al privato a 1,2 miliardi nel 2026. Una privatizzazione che non possiamo accettare. Abbiamo dimenticato quello che è successo nella pandemia, il servizio pubblico ha salvato la vita delle persone. Importante è stato sottolineato la presenza nel corteo di tanti studenti, preoccupati per il loro futuro e per quello di chi verrà dopo di loro. Per quanto riguarda la scuola, stesso discorso, sempre e continuamente tagli all'istruzione e alla formazione che dovrebbero essere il nostro futuro. Infine un attacco diretto al trasporto pubblico che, con le note difficoltà di Dolomiti Bus,
In provincia di Belluno sta vivendo momenti di autentica crisi. Anche su questo il segretario della CGIL delle Terre Alte non manca di chiarezza e di durezza. La situazione del trasporto pubblico, soprattutto in provincia di Belluno, è sotto gli occhi di tutti. È sempre peggio organizzato. Il disegno è svilire il servizio pubblico tagliando risorse e dire che è meglio il privato. Noi oggi ci operiamo per dire a voce forte e chiara che il servizio pubblico è il futuro dei cittadini di questo paese e di questa provincia. C'è preoccupazione in Casa Democratica per i risvolti economici della manovra del governo e analizzandone i contenuti si fanno i conti di quello che potrebbe esserne le conseguenze. Preoccupa la manovra finanziaria del governo Meloni. Preoccupa contrapponendole da parte del PD conti dettagliati e precisi. C'è il taglio nella manovra finanziaria che prevede un taglio di 600 milioni di euro agli enti locali, di cui 200 ai comuni, e questo significa per il comune di Belluno dai 100 ai 120 mila euro, per il comune di Feltre dai 60 agli 80. In più c'è un ulteriore taglio di cui si parla molto poco, che è la non conferma del fondo di continuità dei servizi, cioè di fatto un fondo che l'anno scorso era stato utilizzato dallo Stato per poter alleggerire il peso delle bollette e delle utenze. Quel fondo non sarà riproposto, nel frattempo però i comuni si trovano a prevedere spese di utenze molto simili all'anno scorso. Complessivamente quindi, per dare un'idea e un ordine di grandezza, il taglio per Belluno varrà circa 300.000 euro, per Feltre circa 200.000. Per la provincia parliamo di altri 200.000 euro di tagli. Soltanto per la manovra tutti gli enti locali, o meglio i comuni bellunesi, perderanno circa 1 milione di euro complessivi di trasferimenti. Riferimento a interlocutori del PD è suo malgrado, non essendoci altri parlamentari bellunesi, proprio solo un esponente della maggioranza, membro del partito del Presidente del Consiglio, di cui è anche coordinatore veneto. Chiediamo in particolar modo al senatore De Carlo, quale unico rappresentante della provincia di Belluno eletto in Parlamento, di interloquire col governo e lavorare in Parlamento. Mercoledì 22 novembre alle 20:30 presso il municipio di Limana, incontro pubblico per promuovere il progetto Primavera Casa, già sperimentato in 5 comuni della destra Piave. Si tratta di un'opportunità sostenuta da Cari Verona, finalizzata a mettere in comunicazione i proprietari di case e chi vorrebbe abitarle come lavoratori e turisti. A sottolinearne l'importanza è il sindaco Milena De Zanette, che spiega come Limana registri in controtendenza rispetto alla maggior parte dei comuni bellunesi una costante espansione demografica, le domande di alloggi è estremamente alta ma la disponibilità è minima. Il progetto, oltre ad ampliare la rosa di abitazioni riattivate, guarda alla stipula di accordi con le imprese, alla strutturazione di un modello di servizi per il co-housing e allo scambio di informazioni tra proprietari di case e aziende locali. Ed ora facciamo con il prossimo servizio, tappa a Feltre. Uno dei gioielli architettonici della città si avvicina al momento in cui sarà nuovamente fruibile nella sua interezza. Teatro della Sena, ci si lavora grazie ai fondi dei comuni confinanti e dentro il 31 dicembre quanto fatto dovrà essere rendicontato. Per questo edificio, risalente al 1621, dovrebbe essere l'inizio di una delle ultime tappe di lavori che sanno davvero di never ending story. Al contrario della variante precedente, che è stata una variante in aumento che ha fatto la precedente amministrazione, in cui hanno aumentato l'importo dei lavori di quasi 300.000 euro, questa è una variante in riduzione. Noi caliamo l'importo dei lavori di 139.000 euro, stralciamo alcune opere che avevano incontrato delle difficoltà e delle perplessità e andiamo a chiudere questa prima fase dei lavori con l'impresa attuale. Terza variante deliberata dall'amministrazione Fusaro. Cantiere quasi completato ma non ultimato, con alcuni dettagli ancora in sospeso. Vedi alcune opere interne e il rivestimento della scala che invece, così come gli ascensori, è stata montata. A primavera prossima la fase successiva. Da feltrino non voglio mettere una data, ci stiamo lavorando, faremo il più presto possibile, però una data per quello che diciamo che è la storia della città e del suo teatro non voglio metterla. Siamo arrivati quasi al termine, vi ricordo subito dopo questo telegiornale andrà in onda
un'edizione straordinaria del nostro telegiornale per fare il punto sul caso di Giulia e Filippo con i giornalisti del gruppo Media Nord-Est, poi ci saranno gli aggiornamenti dell'ultima ora e gli approfondimenti. Dunque vi aspettiamo subito dopo questo telegiornale, poco dopo qualche minuto ci sarà questa edizione straordinaria, dunque rimanete qui con noi con Antenna 3. Siamo arrivati al termine, vi lascio ora le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre e quello africano si fanno largo sull'Europa occidentale, interessando anche l'Italia. Bel tempo dunque sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 18 novembre evidenzia un ampio soleggiamento, non sono attese precipitazioni, il cielo sarà limpido e sgombro da nubi. Temperature sostanzialmente stazionarie ma con tendenza a diminuire, minime tra 1 e 6 gradi, massime invece comprese tra 12 e 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo velato, specie in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato solo con qualche nube innocua qua e là. Temperature minime intorno a 0-1 grado, massime sui 10-12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.